sottolineo quelli che sono alcuni elementi fondamentali di lettura della condizione giovanile e del rapporto fra giovani e lavoro, perché l'idea di questa nostra presenza quest'anno a Job Orienta vuole essere un'idea di rottura di alcuni stereotipi che sono fin troppo diffusi in relazione ai giovani. Si pensa che i giovani siano disinteressati al proprio percorso lavorativo, che non abbiano voglia di lavorare, che non siano disponibili a fare la gavetta, come si diceva una volta, e sono tutte credenze da sfatare. Si dice che il futuro lavorativo dei giovani che passano da un percorso scolastico a uno lavorativo sia un percorso necessariamente fatto di sottoccupazione, di disoccupazione, di prospettive comunque negative. Noi siamo qui, anche in questa discussione di oggi, per sostenere che questi sono stereotipi che ci fanno male, che sono dentro a una narrazione di questo paese fatta di piagnistei, di lamentele, di incapacità di mettere a frutto le reali competenze che abbiamo, e quindi vogliamo dare un messaggio forte di impegno e di fiducia rispetto al ruolo che noi chiediamo ai giovani di assumere nei posti di lavoro e nella società. Vi lascio come ultima riflessione un paio di dati. Noi, come sapete, come molti sanno, ogni anno coinvolgiamo i ragazzi, i giovani nel nostro stand, li facciamo giocare, li facciamo riflettere, però gli chiediamo anche di compilare un questionario sull'atteggiamento dei giovani rispetto alla scuola, rispetto al lavoro, rispetto alla transizione fra scuola e lavoro. Abbiamo visto i dati a ieri sera avevano già risposto 1200 ragazzi quasi al nostro questionario, quindi erano già passati 1200 ragazzi allo stand. Per la maggior parte, l'80% di coloro che hanno risposto avevano o 17 o 18 anni, quindi il target, diciamo, di risposta è questo, chi sta finendo un percorso di scuola secondaria. E due sono dei dati che hanno attirato la nostra attenzione. Abbiamo chiesto ai ragazzi se hanno partecipato attivamente a iniziative a tutela dell'ambiente, quindi volevamo anche sondare l'attenzione rispetto al tema della transizione ambientale. Bene, il 44% dei rispondenti ha partecipato attivamente a iniziative a favore dell'ambiente. Si potrebbe dire che non è tanto, ma qui parliamo non di interesse al tema dell'ambiente, ma di partecipazione attiva ad iniziative. E il tasso di attivazione è molto alto, è molto più alto rispetto a quello di tanti adulti rispetto a temi simili o a altri temi di impatto sociale. Secondo aspetto del quale noi dobbiamo fare tesoro e anche orientare la nostra azione è questo. Gli abbiamo chiesto come vedono il loro futuro, se lo vedono in maniera positiva, abbastanza positiva, negativa o molto negativa. L'86% ha risposto molto o abbastanza positivo. Quindi non siamo di fronte a una generazione disfattista, però è compito delle generazioni precedenti fare in modo che questo loro atteggiamento venga premiato. Quindi mi fermo qui, vi auguro un buon convegno. Alla fine del convegno poi vi inviteremo a un piccolo buffet presso il nostro stand. La parola a Valeria Citta. Buongiorno a tutti, iniziamo dando la parola all'assessore alle politiche giovanili del Comune di Verona. Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio intanto la CISL per l'opportunità di portare i saluti dell'amministrazione comunale a questo convegno e mi permetto anche di condividere con tutti voi alcune riflessioni. Guardando il panel del convegno si parlava di giovani in transizione, forse siamo la generazione che più di tutte può essere considerata in transizione. Prima il segretario parlava della transizione tra scuola e lavoro, però siamo la generazione che è all'interno di una fase di grandi trasformazioni della società. La pandemia, le guerre ci stanno spingendo sempre di più a una transizione sostenibile, ambientale, e la transizione digitale è direttamente connessa a questo. E insomma sono contento dei dati positivi che portava il segretario sull'incertezza che viene data. Io me ne ero segnato un altro di un rapporto del Censis di qualche
di qualche mese fa, commissionato dal Consiglio Nazionale dei Giovani, che dava una fase di incertezza una forbice di incertezza un po' più ampia, la metteva sul 50%, però anche qui io non voglio leggere il dato come negativo e disfattista, ma col fatto che debba essere di stimolo per le istituzioni, per tutta la società, invece di contribuire a costruire delle risposte con i giovani, coinvolgendoli e confrontandoci insieme. E questo perché lo dico? Perché noi ci troviamo in una fase di grandi trasformazioni ma anche di grandi opportunità. Il PNRR e tutte le risorse che questo piano mettono a disposizione della società ci dà la possibilità di eseguirle realmente delle transizioni. E il rapporto dell'Istituto Toniolo, che è uscito alcune settimane fa, ci mostra come le aspettative dei giovani verso il piano nazionale di ripresa e resilienza siano altissime. Meno sono il credere che poi ci sia la capacità da parte delle istituzioni di portarle a termine, di valorizzare le competenze della nostra generazione e di valorizzare tutto quel capitale umano che si sta producendo e che anche fiere come Job Orienta dimostrano. E quindi qua c'è la grande sfida e questa sfida io credo che debba vederci tutti partecipi in una grande alleanza tra tutti i soggetti che sono le istituzioni, che sono le grandi organizzazioni come anche la CISL e anche ovviamente tutto il mondo delle aziende e del privato in generale. E con questo, insomma, io sono molto contento questa mattina di fermarmi a questo panel a ascoltare, nella speranza appunto di trovare stimoli e soprattutto poi costruire in futuro anche risposte collettive e coordinate, coinvolgendo i ragazzi soprattutto, perché è da lì credo che si possa partire per rispondere ai loro bisogni, se no resta tutto su un altro livello e i giovani poi non partecipano. Come amministrazione noi abbiamo preso la palla al balzo e accettato questa sfida, non solo con la fiducia che ha dato a me il sindaco Tommasi, ma anche con tantissimi altri ragazzi e ragazze che si sono attivati, partecipano e proprio in quello spirito di combattere l'incertezza e cercare di attivarsi in prima fila stiamo provando a fare. Grazie a tutte e tutti. Grazie all'assessore che ha sottolineato l'importanza della partecipazione, che penso che sia uno dei valori fondanti nella nostra azione sindacale ed è uno dei motivi, il motivo fondamentale della nostra presenza qui ormai da 7 anni al Job Orienta, che riteniamo sia un luogo importante non solo di esposizione, no? di tutte le possibilità di studio, di lavoro alle quali i giovani possono rifarsi, ma è anche un luogo di dibattito, di riflessione. Questo è uno di questi e io ringrazio ancora i nostri partecipanti a questo tavolo, perché oggi insieme abbiamo voluto fare questo convegno mettendo al centro proprio il tema dei giovani e parlando dei giovani in transizione. I giovani sono un bene prezioso della nostra società, lo sono sempre stati in tutti i tempi, lo diventano ancora di più in un momento come questo, quando la nostra demografia sta cambiando in maniera molto forte. Sappiamo tutti che si sta invertendo la nostra non c'è più natalità e la nostra piramide demografica sta invertendo proprio le sue dimensioni e mentre un tempo a livello piramidale in fondo trovavamo la fascia più anziana e alla base c'era una grande compagine di nascite di giovani e di conseguenza di persone attive all'interno del mondo del lavoro, questa piramide si sta rovesciando, i nati sono sempre meno, i giovani sono sempre meno e le proiezioni che noi abbiamo di un prossimo futuro molto prossimo, perché se facciamo riferimento al 2040 si tratta appunto di solo 20 anni, tra 20 anni ci saranno 2,88
over 65, ogni under 35. Quindi questo ci dà assolutamente la dimensione di quanto anche la nostra economia, il nostro mercato del lavoro, la nostra società stia cambiando in maniera molto veloce, e se ci riferiamo a temi che riguardano strettamente il lavoro, non solo ci sarà una mancanza di professionalità come la stiamo già conoscendo adesso, perché già adesso il tema della transizione sta mettendo in moto tutta una serie di necessità del mercato del lavoro alle quali non siamo ancora pronti, quindi già da adesso mancano tantissime competenze, ma ci troveremo e ci stiamo già trovando in maniera anche molto veloce ad avere anche proprio una mancanza di persone che potranno essere immesse all'interno del mercato del lavoro, e quindi c'è il bisogno di giovani lavoratori e c'è un forte bisogno anche di competenze. Questo convegno parla di giovani in transizione, i giovani proprio per quel concetto di partecipazione che l'assessore appunto descriveva. Si trovano a vivere un cambiamento insieme a noi, diciamo, più adulti, dei quali però dovranno essere gli attori protagonisti. E questa transizione li sta mettendo di fronte a un panorama del mondo del lavoro del tutto nuovo rispetto anche solo a 10-15 anni fa, perché ci sono nuove professionalità, nuovi lavori che vengono richiesti. Basta pensare che nel giro di 10-15 anni su 10 professionalità attuali, su 10 lavori, 8 saranno nuove professionalità che magari ancora non conosciamo, e quindi c'è questa transizione rispetto a nuove professionalità, c'è una transizione rispetto anche a nuove forme di lavoro, perché basta pensare a prima della pandemia, era anche per noi parlare di smart working, era parlare di una modalità di lavoro probabilmente agognata da molti lavoratori ma poco conosciuta. Adesso parlare di smart working, parlare di lavoro ibrido, parlare di lavoro somministrato, solo 20-25 anni fa, 20 anni fa il lavoro somministrato probabilmente ancora non esisteva, non conoscevamo cos'erano i rider per esempio, non conoscevamo tutta quella serie di lavori considerati anche lavori poveri, alle quali però i giovani molto spesso sono chiamati per avere un ruolo all'interno del mercato del lavoro. Quindi c'è un problema di tutele anche che cambia e che ci impegna molto come sindacato rispetto a questa flessibilità anche non solo organizzativa ma anche contrattuale, questa molteplicità di contratti con i quali i giovani si devono confrontare, e c'è anche una transizione molto spesso anche fisica dei nostri giovani. L'apertura mentale dei nostri giovani non si ferma ad un futuro lavorativo nella città dove sono nati o dove fanno il loro percorso di studi. Molto spesso c'è proprio una mobilità, e pensando al nostro Veneto rispetto a quella che viene chiamata attrattività lavorativa dei giovani non siamo molto vincenti, quindi rispetto a questo c'è molto da fare per trattenere i giovani che ci sono nel nostro territorio in un processo appunto di realizzazione lavorativa. Dicevamo siamo qui perché noi vogliamo accompagnare, fare in modo che i giovani siano veramente protagonisti del loro futuro. Questo significa mettere in atto tutta una serie di attività di orientamento che avvicinino sempre di più il mondo della scuola, dell'istruzione, della formazione con il mondo del lavoro. C'è bisogno sempre di più di questa contaminazione, e per questo noi della CISL consideriamo
che vadano assolutamente valorizzate tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro, che adesso sono i percorsi trasversali delle competenze all'orientamento. Siamo favorevoli all'incrementare, che vadano incrementate tutte le attività di apprendistato e tutte le attività appunto che permettono ai giovani durante la loro esperienza scolastica e di istruzione una contaminazione, come dicevo, con il mondo del lavoro. Nei nostri questionari, ai quali appunto faceva riferimento il nostro segretario generale, i giovani negli anni passati hanno sempre dato un giudizio molto positivo rispetto a questo tipo di esperienze e le hanno trovate veramente importanti per quanto riguarda l'orientamento. È chiaro che perché questo orientamento sia vero, e cioè ci sia veramente un incontro e si riduca questa distanza tra quello che è la formazione, la scuola e il mondo del lavoro, molti attori si devono mettere insieme, si deve creare veramente una rete che comunica in modo importante e questa rete vede al suo interno non solo la scuola, il mondo della formazione professionale, anche il mondo dell'imprenditoria, anche il mondo delle istituzioni. Perché è sempre più importante che questo successo formativo che la scuola si propone sia un successo che permette il successo della persona nella sua autorealizzazione lavorativa. Per questo crediamo che l'orientamento debba partire dalla scuola dell'infanzia, non tanto come riflessione su che lavoro e che studio si potrà fare da grandi, ma come educazione alla capacità di scegliere e di far emergere la propria creatività come capacità di essere protagonisti in tutte le situazioni della vita e quindi anche del lavoro. È chiaro che questa transizione che riguarda il mondo, che riguarda la transizione ambientale, tecnologica, digitale, per noi sarà una transizione vincente se sarà una transizione che chiamiamo appunto giusta, dove ognuno è responsabile, è protagonista attivo. E ci preoccupano alcuni elementi che il mercato del lavoro, ci segnala, perché molto spesso sta succedendo che la evoluzione tecnologica mette in discussione molti posti a volte di lavoro, ma noi riteniamo che questa debba essere una grande opportunità e quindi ritengo, come ci dice sempre il nostro segretario generale Sbarra, che il nuovo articolo 18 debba essere assolutamente la formazione e intesa proprio come capacità anche di restare sempre in grado di adattarsi, confrontarsi ed essere attivi di fronte alle sfide del lavoro. E con noi abbiamo appunto il professor Sabella, che è, oltre che a essere autore di molteplici testi, è anche coautore di un libro più recente, è Quale transizione dopo la crisi ucraina, che è edito appunto da Edizioni Lavoro, è un esperto di sostenibilità e con lui volevamo appunto confrontarci cercando di capire in che modo questo cambiamento, che per certi versi spaventa, può essere invece e deve essere una grande opportunità. Recentemente ho sentito il professor Sabella in un'altra location dire che questa è una grande sfida che non può essere persa. Volevamo appunto confrontarci con lei appunto su questo. Sì, grazie. Grazie intanto per questo invito e devo dire che
in questo quarto d'ora che mi è stato assegnato mi prendo un minuto per dire una cosa ma che mi sembra molto significativa. Io mi sono diplomato nel 1991, ho fatto il liceo e per me la transizione è stato qualcosa di drammatico perché mi sentivo abbandonato a me stesso. Ero stretto tra genitori e professori che pensavano di conoscermi, che mi dicevano che l'indirizzo di laurea che io avevo scelto mi avrebbe condotto alla disoccupazione. Quindi mi hanno forzato per fare un altro indirizzo che dopo 2 anni e mezzo ho abbandonato, ho ripreso quell'altro, mi sono laureato a pieni voti, insomma. Disoccupazione fortunatamente la devo ancora incontrare nella mia vita, però ecco, pensando alle cose che ho sentito e pensando a dove siamo oggi, io dico 30 anni fa gli strumenti che abbiamo oggi non c'erano e quindi a proposito di narrazioni distorte, perché anche il dato che ci dava Gianfranco Refosco su quello che pensano i giovani è un dato che non trova assolutamente corrispondenza in quello che giornali e tv ci raccontano, no? Cioè si parla sempre di giovani come se fossero una generazione che va incontro all'apocalisse. Beh, forse i giovani ci stanno dicendo qualcosa e soprattutto la transizione di cui vogliamo parlare e la transizione che vogliamo realizzare ha molto, molto, molto bisogno di loro. Fatta questa premessa, dunque, io proprio perché il tempo è poco, ho 2 immagini che vorrei farvi vedere perché spiegano intanto che cos'è la transizione, ma fondamentalmente da dove arriva, con quali finalità. La battuta "la transizione è una sfida che non ammette sconfitta" non è mia, è di un vostro illustre collega, che mi è piaciuta molto perché lo capirete in funzione di quello che sto a dirvi. L'ho trovata molto complementare a quello che è quello che io penso e all'articolazione di un ragionamento che adesso in questo breve tempo provo a sottoporvi, ma che è questo. Allora, intanto è evidente che ci sono delle imprese, ci sono dei bacini di sostenibilità che hanno una loro storia che è indipendente dalle politiche programmatiche. Penso che siate d'accordo su questa cosa, che tutti sappiate. Chi fa sindacato vive dentro i luoghi di lavoro, ci sono aziende che sono anticipatrici del cambiamento, questo grazie anche alla vostra azione sindacale, anzi la politica si serve di questi casi anticipatori poi per disegnarsi. Ecco. Allora, però quando parliamo di transizione nei termini in cui ne parliamo oggi, noi ci rifacciamo essenzialmente al programma Green Deal del 2019, presentato da Ursula von der Leyen l'11 dicembre del 2019 al Parlamento europeo come primo suo atto della Commissione. Ricorderete che abbiamo votato per le elezioni europee a aprile, mi pare, del 2019, ma fino a ottobre è rimasta in carica la Commissione Juncker. Ecco, la Commissione Juncker erano più di 2 anni che lavorava sul programma Green Deal, lo consegna, che è fondamentalmente Juncker è anche l'uomo dell'austerity, quindi non era neanche l'uomo più credibile poi per presentare un grande programma come quello, che è in netta controtendenza rispetto alle politiche di austerity. Però la cosa interessante è che questo programma viene consegnato a Ursula von der Leyen, che come primo atto, quindi una cosa importantissima, se come primo gesto della sua Commissione, questa va al Parlamento europeo, cioè si rivolge ai popoli, e presenta il Green Deal dicendo testuali parole: il Green Deal per l'Europa è come l'uomo sulla Luna. Allora, perché il Green Deal per l'Europa è come l'uomo sulla Luna? Perché naturalmente intanto il Green Deal e quindi la transizione energetica, scusate sto andando un po' veloce per brevità, non è l'unico programma, c'è la Just Transition, c'è il Next Generation EU, però insomma ho poco tempo, quindi permettetemi un po' di semplificazione.
Allora, perché il Green Deal per l'Europa è come l'uomo sulla Luna? Perché il Green Deal fondamentalmente ha due obiettivi ultimi dentro la sua articolazione e dentro ai suoi 3 pilastri, ma c'ha 2 obiettivi ultimi che sono questi: l'autonomia industriale ed energetica. Noi sappiamo tutti drammaticamente che in questo momento siamo molto dipendenti da un punto di vista energetico dalla Russia soprattutto, e vediamo anche che dal punto di vista industriale l'inflazione schizza proprio a questi livelli, non per effetto della crisi ucraina, ma perché proprio in ragione di 2 shock, prima del Covid e poi della guerra, i blocchi tornano a dividersi, La globalizzazione, OCSE dà questa definizione di globalizzazione. La globalizzazione è interdipendenza multilaterale, finanziaria, economica, tecnologica e dei mercati. Ecco, questa stagione dell'interdipendenza così intesa è finita. È finita, ne sono d'accordo tutti i maggiori studiosi del mondo. Resta il fatto che ovviamente e che conduce qui. Peraltro questa è un'immagine del 2018-2019, ma cosa ci fa vedere questa immagine? Ci fa vedere come i grandi mercati, quindi Asia, Europa e Stati Uniti, stanno riorganizzandosi attorno alle loro piattaforme produttive. E quali sono le grandi piattaforme produttive? Stati Uniti, Cina, Europa, Germania, Francia e Italia, naturalmente. Ecco, ricordo che la Cina oggi vale il 34% della produzione manifatturiera mondiale. Quando è entrata nel WTO, quindi nel 2001, la Cina valeva l'8% della produzione manifatturiera mondiale. Quindi in 20 anni la Cina ha conosciuto uno sviluppo che noi abbiamo conosciuto in 200 anni. Gli Stati Uniti valgono circa il 14% della produzione manifatturiera mondiale e Germania, Francia e Italia circa il 12%, insieme naturalmente. La Germania vale il 5,5% della produzione manifatturiera mondiale, noi restiamo saldamente il secondo paese manifatturiero d'Europa. Allora, con questa tendenza, con queste spinte regionalizzatrici, ecco, ne parlavamo prima con Gianluca Bianco che mi ha fatto venire in mente questa slide, con queste spinte regionalizzatrici il ragionamento dell'establishment europeo è il seguente. Ecco, io e un altro gruppo di, diciamo così, di dirigenti sindacali per anni abbiamo seguito i lavori della Commissione europea, grazie anche a qualcuno che dentro la Confindustria era presente in qualche gruppo di lavoro che ci aggiornava in continuazione su il disegno di queste politiche programmatiche. Dunque, cosa vuol fare l'Europa per rispondere a questa tendenza regionalizzatrice? Innanzitutto, nel 2018 ci si rende conto che gli investimenti in intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale è quella grande tecnologia che guida la trasformazione dell'industria del 4.0, insomma l'85% di questi investimenti sono stati realizzati da imprese americane e cinesi. Quindi nel 2018 la Commissione Juncker ha quindi contezza di un grande gap che ha l'industria europea rispetto al colosso americano e al colosso cinese. Secondo punto, c'è appunto questa regionalizzazione. Allora, l'idea della Commissione col Green Deal, che poi la pandemia accelera, e il Next Generation EU è la grande stampella finanziaria che permette a quel programma di radicarsi poi negli Stati membri e di, come dire, giungere sotto forma di finanziamenti ai Paesi membri. Il ragionamento che fa la Commissione europea con quel programma è questo: noi dobbiamo, primo punto, primo pilastro, rispondere alla riconfigurazione della globalizzazione, cioè a questa riconfigurazione. Teniamo presente che dal 2011
non Trump, ma Barack Obama avvia il processo di back reshoring delle produzioni, il suo ambasciatore americano nel 2015, Michael Froman, si reca al meeting del WTO di Doha, Qatar, e dice testualmente ai giornalisti: il commercio mondiale è morto. Ecco, questo è l'ambasciatore americano, ce lo dice nel 2015, il commercio mondiale è morto. Qui abbiamo contezza del fatto che il commercio mondiale dal giugno del 2016, poi nel 2020 per effetto dell'impatto della pandemia in Europa crolla, però in realtà tutti i giornali nel 2020 titolavano il crollo del commercio mondiale. In realtà, come vedete, è quantomeno dal settembre 2017 che c'è proprio una tendenza alla riduzione degli scambi. Peraltro, proprio perché la locomotiva europea, cioè la Germania, è un grande paese esportatore, rallentando proprio la Germania, abbiamo rallentato tutti, e quel triennio viene chiamato proprio il triennio della crescita debole. Allora, il Green Deal che cosa fa? Capisce che c'è qualcosa che non funziona più dentro questa architettura fatta di, come dire, di interdipendenza multilaterale, quindi vuole rispondere a questo problema essenzialmente economico. Dopodiché sugli altri due pilastri il Green Deal ritiene di rispondere sul terreno dell'innovazione tecnologica ed energetica e di rispondere al climate change. Allora la transizione è questo insieme di cose. La transizione non è ambientale, digitale, ecologica, energetica, sono distinzioni logiche, ma non sono distinzioni che... Cioè, noi giustamente ci troviamo a ragionare sull'energia, sull'ambiente, sul digitale, ma signori, se restiamo indietro sul digitale, sull'energia, che producono effetti sull'ambiente, ok? Perché l'ecologia è un effetto dell'innovazione digitale, tecnologica ed energetica. Se noi restiamo indietro qua, o se noi avanziamo qua e ci dimentichiamo di quello che è in ultima istanza la transizione, ovvero la just transition, ovvero transizione sociale, noi non transiteremo un bel niente. Perché i problemi che portano l'Europa a scrivere il suo programma di transizione giusta sono la consapevolezza che il nostro mondo è rimasto indietro e che o oggi fa un balzo. Teniamo presente che siamo ancora l'economia più importante del mondo, l'Europa è ancora l'economia più importante e più ricca del mondo, però è rimasta indietro. Allora, o noi capiamo che questo salto lo dobbiamo fare, oppure, ecco perché non ammette sconfitta la transizione, perché lo dobbiamo fare questo salto, perché questo salto permetterà di generare nuova ricchezza. Ecco, io mi fermo perché vedo che il tempo è passato, mi pare che sono stato dentro i 15 minuti, non avrei finito, ma insomma per brevità mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, eventualmente sono disponibile poi per... Grazie al professor Sabella che ha parlato appunto di Just Transition e quindi della necessità che la persona sia messa al centro di questa transizione che invade tante aree ma che alla fine deve essere sostenibile perché sostiene tutte le persone, le aiuta, nessuno si dice deve restare indietro. E quindi in questa necessità di far rete che impegna tutti, sicuramente il ruolo delle istituzioni è un ruolo assolutamente primario. In particolar modo allora sarà interessante confrontarci con il dottor Romano
che che è il dirigente del settore capitale umano, già dal nome del suo settore, dottore, si evince l'importanza che la nostra regione deve dare prima di tutto alle persone. È una figura con la quale ci confrontiamo molto spesso, il dottor Romano, e con il quale spesso parliamo di formazione, parliamo di mercato del lavoro, tutti temi che sicuramente hanno una valenza importante per la nostra società, perché ci sia questa giusta evoluzione, e quindi insomma la parola a lei per le sue riflessioni. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Sì, in realtà mi occupo anche un po' più recentemente di sviluppo economico e energia. Quindi il confronto capitale umano è semplicissimo, perché energia secondo me è difficile, soprattutto anche rispetto al quadro, visto che parlavamo prima di Europa. Ma i temi sono molto interessanti, ovviamente adesso parliamo di transizione verde, digitale, di tutto quello che ha comprato il Covid, nel bene e nel male, molti danni, ma forse anche qualche passo in avanti, e poi il tema dei giovani, su cui stiamo riflettendo molto, e credo che sia veramente il traino in questi anni. Senza i giovani credo si sta facendo a livello generale molto poco, no? Al di là di alcuni documenti molto importanti dell'ONU, della Commissione Europea, ma a livello insomma complessivo si sta facendo molto poco, molto lentamente. Sicuramente la spinta maggiore la stanno dando i giovani, che poi diciamo sono a volte sembra che siano un po' invisibili, no? Non so, io ho questa sensazione, forse perché non vanno a votare o votano poco, e quindi poi insomma difficilmente riescono a portare avanti, però è veramente un punto essenziale. Abbiamo le società, la trasformazione della società che va di queste vere digitali, che va velocissima. C'è un problema enorme che dovrebbe essere una transizione giusta, un tema di cui non sempre si parla, e che ovviamente deve parte dai giovani, ma deve coinvolgere i giovani. In questo, insomma, prima sono stati ricordati diversi documenti. Io voglio ricordare il pilastro europeo dei diritti sociali, che riconosce ai giovani uno specifico diritto al perseguimento dell'istruzione, al tirocinio, all'apprendistato e un'offerta di lavoro di qualità. Credo che questo vada ricordato, e in questo periodo insomma è stato ricordato il PNRR. Abbiamo un momento storico in cui ci sono tantissime risorse, secondo me assolutamente troppe, perché poi questa montagna di soldi, al di là che ovviamente dovremo in senso come istituzioni, come partenariato, come aziende, dovremo spenderli bene, ce ne sono moltissime, e poi ovviamente ci sarà un effetto difficile da prevedere, o forse anche facile, quando finiranno questi soldi nel 2026, no? Quindi un momento particolare. Fra questi ci sono le risorse, diciamo, regionali, delle politiche di coesione. Siamo in fase anzi ormai avviato, della programmazione comunitaria 2021-2027. Io mi occupo anche della parte appunto sviluppo economico, quindi sia l'FSE Plus che il FESR. Le sfide principali sono tutti i temi collegati a quello, insomma, all'oggetto dell'incontro di oggi. Il principale è elevare la qualità della vita delle persone, questa è la sfida principale che abbiamo, ma poi il tema della sostenibilità, della competitività sostenibile, dell'inclusione, dell'innovazione tecnologica e sociale e dell'attenzione al clima. Questi sono i temi principali, e ovviamente del digitale, insomma, considerando anche le risorse nazionali. Sapete che ormai insomma, non si parla più soltanto di transizione verde digitale, ma si parla di un concetto che è relativamente nuovo, che è Deep Tech, quindi ancora un passo in avanti, ancora di più. Prima la cittadina diceva abbiamo un problema di competenze e di persone, poi sulla carenza di persone intorno, di competenze senz'altro, perché ancora di più servono competenze tecnico-scientifiche. Lo stand della Regione Veneto, che poi se volete vi invito, insomma, passate a vederlo, è sulle STEM quest'anno, sulle STEM, in particolare rivolto alle STEM
per le donne, ed è un tema su cui siamo sicuramente molto indietro, abbiamo poche persone che fanno materia scientifica, anche se in Veneto questo aspetto c'è meno, la cosiddetta liceizzazione in Veneto c'è meno, abbiamo investito moltissimo come regione sugli ITS, però insomma è un tema da attenzionare. Poi c'è la questione grandissima dei giovani, ovviamente non è che il calo demografico ce l'abbiamo scoperto adesso, perché i dati su quello sono matematici, basta vedere quante persone nascono, quindi c'è questo problema. E poi abbiamo il mondo che sta veramente cambiando. Ho fatto recentemente un focus con molti responsabili risorse umane di aziende abbastanza importanti venete, e quello che sta emergendo, ma credo che molti di voi ormai lo sappiano, ovviamente chi rappresenta i lavoratori e i giovani lo sa benissimo, è che adesso è cambiato completamente. Prima in un colloquio di lavoro è il datore di lavoro che diceva al giovane le farò sapere, adesso è il contrario, ma non è una battuta, è il contrario. Non è più così, l'unico punto fondamentale non è più lo stipendio, chiedono quali sono i percorsi di carriera, chiedono se possono fare la formazione, quindi questo è ancora di più un ruolo importante che abbiamo. Non comprano più la prima casa. Perché non comprano più la prima casa? Perché non c'è più un lavoro fisso, non dico fisso proprio a livello logistico, comprano in caso la seconda casa, perché in qualche punto da qualche parte devi averlo. Non chiedono più il mutuo. Guardate che io sarà che ho una figlia di 15 anni e quindi è impressionante, cioè è un mondo che è cambiato completamente, quindi su questi temi dobbiamo chiederci tutti noi, no? Che abbiamo delle responsabilità, che cosa possiamo fare. Sicuramente bisogna cambiare approccio, questo parlo anche a livello probabilmente da parte delle aziende che si stanno interrogando effettivamente su come essere attrattive. Non è più solo, è un problema di attrattività del territorio. Abbiamo una parte dei nostri giovani, sapete che fanno la triennale in Veneto e poi fanno la specialistica fuori, e va benissimo, vanno fuori, il problema è se poi tornano. È un problema di attrattività delle imprese. Le imprese si devono saper raccontare non soltanto più per i clienti, e questo secondo me è un grandissimo cambiamento. Prima si raccontavano per i clienti, adesso si devono raccontare per avere giovani che lavorino, altrimenti avremo aziende che vanno benissimo e non avranno le persone che lavorano. In questo devo dire abbiamo anche sostenuto col Fondo Sociale Europeo alcune iniziative, insomma, che hanno dato una bella risposta. Era un bando che abbiamo fatto 2 volte, attività aziendali, proprio per dare alle imprese maggiore capacità di raccontarsi verso il territorio, verso i giovani. Quindi veramente questo probabilmente è un effetto del Covid, non lo so, insomma, no? Dopo quando ci sono queste crisi così grandi ci sono beni di lusso che vengono comprati di più, gente che viaggia di più. Io ho un ufficio bellissimo, fortunatamente, che a Venezia, e vedo tutta quanta praticamente davanti alla stazione, vedo le onde di gente che passano il ponte del 1° novembre. Io sono di Venezia, di solito era deserto, non si riusciva a camminare, vuol dire che c'è veramente un mondo che sta cambiando. Ovviamente in questo è fondamentale, vedendo anche alle diverse cose che facciamo della regione, da sempre abbiamo sostenuto la formazione collegata strettamente con i fabbisogni delle imprese, quindi progetti costruiti insieme alle imprese, perché ovviamente la scuola dell'educazione, che è fondamentale, e poi la formazione professionale deve essere collegata per un'immediata spendibilità nel mondo del lavoro, e questo insomma abbiamo dati incontrovertibili. Regione Veneto il tasso di dispersione scolastica non so se sia il più basso o il secondo più basso d'Italia, dopo Trento, che però insomma diciamo Trento ha 2 soldi più di noi, diciamo così. Poi abbiamo un 10% ed è sempre tantissimo, perché poi a volte guardiamo le percentuali, ma dietro le percentuali ci sono delle persone, quindi il 10% è sempre tanto, ed è per questo che negli ultimi anni, è stato detto prima giustamente, abbiamo investito moltissimo sulle azioni di orientamento, è fondamentale. Poi è chiaro che non è che puoi pensare adesso a un ragazzo che sta facendo la scuola superiore
che lo orienti alla professione del futuro, ma chissà quale sarà la professione del futuro, non lo sa nessuno, però effettivamente lo orienti a saper scegliere, e saper scegliere credo che sia una delle principali competenze che tutti noi dovremmo avere, quindi lì abbiamo investito moltissime risorse. Voglio chiudere dicendo un progetto che stiamo facendo come Regione Veneto. Fra l'altro io sono fortunatamente anche all'interno della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Lo dico perché non riguarda solo Venezia, perché in realtà è nata per Venezia, ma poi l'obiettivo è di costruire qualcosa che poi venga esteso a tutto il territorio, e lì ci occupiamo di transizione energetica, di innovazione sociale, di turismo sostenibile, di idrogeno e di residenzialità, che è un altro grandissimo problema che abbiamo anche rispetto ai nostri giovani. Insomma, basta leggere il giornale, non è un problema solo veneto, dappertutto abbiamo carenza di alloggi, quindi ovviamente anche qui è un problema di attrazione. Grazie. Grazie al dottor Romano che, essendo anche il nostro referente qui per la Regione Veneto, giustamente lei adesso parlava di necessità anche abitative per i giovani, perché un territorio sia attrattivo ci deve essere anche un welfare diffuso che li accoglie, i servizi alla persona non devono essere assolutamente dimenticati. Adesso noi abbiamo il piacere di avere con noi due importanti segretari di categoria nazionale che sono i rappresentanti di due categorie che da questi temi legati alla transizione sono toccati in maniera diciamo più diretta, perché la transizione è una transizione globale a 360 gradi che pervade tutti i settori, ma sicuramente partirei da Nora Garofalo, segretaria della FEMCA CISL nazionale, chiedendo dal suo osservatorio che opportunità, senza pensare agli aspetti appunto che possono essere limitativi o preoccupanti, quali sono le potenzialità di questa transizione per i giovani dal tuo osservatorio per quanto riguarda la tua categoria? Grazie Valeria, grazie per l'opportunità di fare una riflessione anche a partire dalle cose molto interessanti che sono state dette finora. Io una cosa la vorrei dire sui giovani, mi voglio proprio riagganciare a quello che veniva detto prima dal rappresentante delle istituzioni. Noi abbiamo assistito in quest'ultimo decennio a un cambiamento di quelle che sono diciamo, le reazioni del mondo giovanile rispetto a quello che gli accade intorno. Dai mitici anni 60 e 70, agli anni delle proteste, all'appiattimento degli anni 80-90, abbiamo visto questa generazione nuova affacciarsi con il Friday for Future, quindi con tutti i temi dell'ambiente, diventando partecipe e protagonista delle proteste, dei movimenti, organizzarsi in movimenti. Abbiamo assistito anche a un altro fenomeno, che è quello che veniva prima richiamato, quello delle dimissioni silenziose. C'è uno studio dell'AIDP, che è un'associazione dei direttori del personale, che dice che le dimissioni silenziose, cioè le dimissioni di giovani che lavorano fra i 26 e i 35 anni, alla ricerca di una condizione economica migliore, ma soprattutto una condizione di qualità della vita e di qualità del rapporto fra la vita propria e il lavoro, li induce, li porta a cambiare e a cercare di cambiare la loro posizione lavorativa. Ecco quello che veniva detto prima. Chiedono quali sono le condizioni che gli si prospettano per la loro vita lavorativa, che è un cambiamento sociale, secondo me, di impostazione che hanno i nostri giovani e che va letto come un fenomeno sociale, un fenomeno in questa società che è la loro, perché sono loro la società e il futuro, la prospettiva che cambia rispetto alla sensibilità su alcuni temi importanti. Questa cosa ci tenevo a dirla perché poi è una cosa
che è importante anche nel momento in cui io penso che un ruolo che necessariamente deve cambiare è quello della scuola nel orientamento, oggi qui è Job Orienta, nella scuola, nella costruzione di quelle che sono le competenze, le skill, le professionalità che poi si devono andare a inserire in un mondo industriale, economico che cambia. Noi nei nostri settori, io sono il segretario generale della FEMCA, la FEMCA è una federazione della CIRL che segue i settori dell'industria più disparati. Noi seguiamo il settore dell'energia, nel quale in questo momento abbiamo una tempesta perfetta rispetto a tante questioni, da quelle della decarbonizzazione a quelle della crisi del gas scoppiata dopo la guerra in Ucraina. Seguiamo però anche settori manifatturieri, settori che sono fortemente energivori, settori che hanno impatti ambientali importanti come i grossi insediamenti industriali della chimica. Quindi ci siamo ritrovati a dover rivedere l'impianto della nostra industria in un'ottica di compatibilità, di sostenibilità economica ma anche ambientale e anche sociale, per gli impatti che sui territori hanno queste presenze industriali, per come sono poi vissute dai territori e dai cittadini che su quei territori vivono. Quindi ci siamo ritrovati in questo contesto a gestire questa presenza industriale e a ritenere che la transizione, che deve essere, è stato detto, giusta, e per essere giusta deve essere socialmente giusta, deve prevedere che il prezzo di questa transizione, di queste trasformazioni industriali che possono avvenire e che sono sicuramente e possono essere un volano nuovo, possono dare un apporto nuovo all'economia di interi settori industriali, devono essere però socialmente giusti, nel senso che devono avere la componente lavoro fortemente salvaguardata e fortemente tenuta in considerazione, sia dal punto di vista della salvaguardia di coloro che già in questi settori industriali lavorano e che devono vedere da una parte l'aggiornamento delle proprie competenze e d'altra parte anche dei sistemi di protezione sociale laddove questo non possa avvenire, ma di contro devono vedere la preparazione di una platea di nuove competenze che sono necessarie per una nuova industria o per una nuova economia in una transizione che deve consentire di non perdere pezzi dei nostri settori produttivi. Allora, questa è una sfida. La von der Leyen in questi giorni è venuta fuori con una dichiarazione che dice che il 2023 sarà l'anno delle competenze. Ebbene, questo anno delle competenze, che viene dichiarato perché è l'anno in cui bisognerà lavorare sulle competenze digitali e quindi bisognerà che le competenze digitali siano sviluppate in una maniera più universale possibile. È l'anno in cui la crisi climatica ci mette di fronte alla necessità della decarbonizzazione, della temperatura del pianeta, di tutte le problematiche che sono legate alla crisi climatica e che quindi a cascata necessitano di tutta una serie di interventi che vanno assolutamente fatti ed accompagnati. La ripresa post-pandemica, che non è una cosa da nulla per lo stress a cui sono state sottoposte la nostra economia, i nostri sistemi sanitari, i nostri sistemi sociali, e quindi la ripresa post-pandemica che è globale e che è un problema globale, è la cura di quei valori dell'Europa che sia la crisi pandemica che è la guerra in Ucraina, questi fenomeni destabilizzanti del sistema europeo, anche alcuni atteggiamenti rispetto alla questione energetica di alcuni paesi rispetto ad altri. Ecco, queste sono delle cose davvero importanti che necessitano assolutamente che si crei, e condivido, ed è logico che lei sia uscita in questo modo, la necessità di una forte azione per ricostruire, per creare, per valorizzare le competenze.
Noi abbiamo un problema per i giovani, il problema di fare sì che queste competenze che i giovani acquisiscono, dovrebbero acquisire, guidati nella definizione di quali sono le competenze richieste in questa trasformazione del mondo del lavoro che sta avvenendo, devono incrociarsi con il lavoro, e lì sul lavoro noi abbiamo grandi responsabilità, perché lì bisognerebbe essere capaci, parti sociali, governo, di negoziare le condizioni contrattuali ed organizzative dei lavori nuovi che arrivano e che cambiano. Bisognerebbe riuscire a fare dei tavoli nei quali questi percorsi di transizione siano esaminati e siano aggiustati quelle che sono le modalità organizzative del lavoro stesso, che ci siano dei percorsi di accompagnamento anche nel lavoro, di disponibilità al cambiamento di alcuni schemi rigidi che lasciano spesso i giovani in sacche di precariato, in sacche di incertezza, che poi li porta a scegliere di andare per esempio fuori dall'Italia. Noi abbiamo il problema del reshoring delle competenze che in tutti questi anni abbiamo mollato al resto del mondo, perché i nostri giovani laureati specializzati hanno scelto di andare a lavorare altrove piuttosto che di restare in un sistema produttivo, economico del lavoro che li comprimeva e li mortificava nella loro scelta di vita e di espressione delle proprie competenze. Quindi è un lavoro da fare pianificandolo. Per questo bisognerebbe fare un grande piano per le competenze, un piano per le competenze che appunto porti a ricostruire un tessuto, e in questo piano delle competenze la scuola deve giocare un ruolo importante. Che dire? Bisogna favorire quindi degli investimenti in questo senso, e gli investimenti devono appunto presupporre una progettualità in questo senso. Noi abbiamo bisogno di investire nelle competenze, investire nei giovani, investire perché ci sia un futuro per sviluppo per i giovani nel nostro mondo del lavoro che cambia in questa maniera. Dobbiamo stare attenti che siano investimenti e non sussidi, perché quello che non crea sviluppo poi fa sì che i giovani o scappino oppure si abituino e tornino in una fase di acquietamento che sicuramente non fa bene né a loro né allo sviluppo della nostra società. Grazie. Grazie a Nora, e la parola adesso al segretario della FIM Benaglia, al quale vorrei chiedere: siamo tutti preoccupati perché l'automotive sembra crei parecchi problemi di occupazione, ma c'è nel settore del metalmeccanico invece tutta una serie di opportunità e di situazioni che invece possono essere una speranza per i nostri giovani? Sì, grazie, ce ne sono di settori e c'è lavoro, ma ha caratteristiche profondamente diverse, per cui la cosa peggiore che possiamo fare da qui nei prossimi anni è non saper far incrociare le persone con il lavoro. E già in Italia siamo in questa condizione, credo quindi che vi ringrazio l'invito, oggi sia una discussione veramente strategica di futuro, vi ringrazio l'invito perché sono venuto molte volte a Job Orient a queste iniziative, da segretario della CIS Lombardia, da operatore confederale, poter parlare oggi è una bella occasione in più. Io comincio a dire questo: nel dibattito sindacale ma anche sociale, ecco, la parola transizioni sta scalando nelle nuvolette dei discorsi la sua importanza, ed è bello perché io credo che indica il fatto che siamo di fronte a un grandissimo cambiamento nel mondo del lavoro, nel come il lavoro è stesso composto e si propone, e questo tema sta diventando sempre più centrale. Per poter occuparsi di lavoro bisogna ormai andare su questa frontiera. Io vedo attorno ai temi del lavoro poco dibattito che porta avanti l'idea di riforme, che non vuol dire fare tante leggi, che non vuol dire fare nuove leggi sul mercato del lavoro, ma il lavoro ha bisogno di essere riformato. Penso per esempio, non ne parliamo oggi, di come
lo smart working ha rottamato la paga oraria, che è la principale leva di capacità contrattuale del sindacalista, non avendo più un badge e non avendo più una scrivania in cui tu esercitare la tua capacità lavorativa. Io credo che appunto è molto moderno questo aspetto, perché tra la popolazione lavorativa che vive delle transizioni, sempre più i lavoratori vivono le transizioni, anche i 61enni come me, ma è chiaro che i giovani sono la popolazione più all'interno di questi aspetti. E dico questa cosa, affermare e rafforzare i diritti nelle transizioni, le tutele che accompagnano le persone nelle transizioni è oggi fondamentale per due cose: diminuire le disuguaglianze, che è un tema che ci sta angosciando, e far ripartire quell'ascensore sociale che i sociologi dicono in questo paese si è completamente fermato. La traduco più chiara: io sono un sindacalista convinto che un metalmeccanico, anche giovane, quando ha un posto di lavoro, se non ha un padrone caino, ce n'è in giro ancora qualcuno, ma sono aziende destinate ad andare lontano, e se ha un buon sindacato di fianco è sufficientemente tutelato. Dov'è che è solo il lavoratore metalmeccanico nelle transizioni magari lavorative da un posto all'altro, quando perde il posto, quando cambia posto o quando nell'automotive non c'è più il powertrain e la produzione di motori. E a Termoli, faccio questo esempio, le campane hanno suonato festa quando Carlos Tavares ha annunciato un po' di tempo fa che faceva la terza gigafactory in Europa là. Peccato che c'è 2200 lavoratori, tutti che devono cambiare mestiere, completamente cambiare mestiere, e la presa in carico di queste persone è una delle transizioni più difficili che dobbiamo fare da questo punto di vista. Per cui tema molto forte, però siccome il lato oggi della discussione è sui giovani, cerco di concentrarmi su questo aspetto. La FIM ha proposto nel dibattito congressuale, lo trovate dappertutto, un manifesto per le transizioni lavorative, proprio perché siamo convinti che aggiornare il bagaglio di tutele non solamente quando un posto ma nei cambiamenti sia assolutamente moderno. Dei giovani dico questo, anche qua seccamente: la carenza di giovani, sono un po' più diciamo drastico, il direttore ha parlato, la carenza di giovani nel mercato del lavoro è oggi un fenomeno allarmante che affossa l'industria, la manifattura, la metalmeccanica, ma credo l'economia in generale. E se mancano i microchip all'automotive è un problema industriale di scelte strategiche sbagliate, ma non posso farci nulla, devo cercare di poterli produrre. Il fatto di avere scarsi giovani con competenze, con i tassi di disoccupazione giovanile che abbiamo, è una bestemmia sociale. E occuparsi di queste cose qua non c'è la von der Leyen, c'è qualche risorsa del PNRR, c'è solamente un paese che deve decidere se vive di rendita oppure se scommette e investe sulla crescita, che è un dibattito sparito dalla campagna elettorale, dalla legge di bilancio o da tutto quello che sta caratterizzando il dibattito pubblico. La carenza di competenze frena lo sviluppo di molte aziende, che non riescono a crescere non solo perché ci sono costi dell'energia, non solo perché manca l'infrastruttura, ma perché sanno, ho dei casi concreti di grandi imprese, non faccio nomi e cognomi, che mi dicono ma noi potremmo anche fare, ma non abbiamo giovani. C'è una delle più grandi società di informatica che seguiamo che ha cominciato a dire: noi andremo adesso a cercare giovani, che non troviamo più in Italia, nelle università straniere, dell'est Europa ovviamente, perché andare a Londra, a Rotterdam, a Monaco di Baviera, a dire a un ragazzo vieni a lavorare in Italia, che cosa gli offriamo? Perché noi discutiamo sempre di questo grande spreco del fatto che i nostri giovani vanno all'estero, un grande regalo che facciamo ai paesi europei, perché le famiglie e le tasse nostre li formano, e gli altri sono lì a braccia aperte a dargli stipendi, vivibilità, sostenibilità da questo punto di vista. Che cosa offriamo a un giovane straniero per venire in Italia non è un tema di poco conto. I giovani si sono ridotti negli ultimi 10 anni di 1 milione nella popolazione lavorativa e di 600.000 nel mercato del lavoro. La demografia sta ammazzando l'industria italiana, non ce l'ho qua, ve la fa oggi, è comparsa su un articolo, un'intervista che mi ha fatto Dario De Vico sul Corriere, l'economia del Corriere la sera di un lunedì. C'è un quadro drammatico dell'industria dell'automotive rispetto alla demografia. Le catene di montaggio di Slovacchia e Polonia, che sono quelle più recenti di grandissimo investimento, hanno mediamente 35 anni, 33 anni sulle catene di montaggio. In Francia e in Germania, i nostri grandi competitori, sulle catene di montaggio ci sono mediamente 40-45 anni. Sulle catene di montaggio di Stellantis in Italia l'età media sta tra i 53 e i 55 anni. Quando Benaglia si presenta ai cancelli, la domanda che mi fanno è: quando è che mi mandi in pensione? Altro che transizione ecologica dell'automotive da questo punto di vista. E quindi, per essere moderni, questo è un tema centrale. 3 piccole pillole
per provare a curare questa gravissima malattia, orientamento scuola e lavoro, siamo nella casa giusta, da fare però in maniera molto forte. Faccio qualche provocazione, ma per essere chiaro, ITS benissimo, avanti così, ma non è che sono diventate delle belle nicchie in cui ci stanno le aziende che sono capaci? Gli ITS li dobbiamo misurare nel futuro, non su Leonardo, la grande azienda che noi seguiamo, che ovviamente è capace di fare ITS, quante sono le aziende del Veneto di 44 dipendenti che sono capaci e sono prese dall'ITS e dire vieni da me perché io sono capace di farti dare quelle competenze che non ci sono. Attenzione, non c'è solamente la formazione terziaria, che pure è uno dei principali gap che dobbiamo recuperare, c'è un problema di orientamento della formazione secondaria. L'occupazione in questo paese si alzerà a tassi decenti europei se portiamo avanti l'occupazione femminile, e noi abbiamo un grande dramma, lo dico da padre di 2 figlie femmine. Quante sono le ragazze che fanno gli ITIS? E perché è peccato mortale o veniale fare l'ITIS, andare all'istituto tecnico? Perché certo è chiaro che nella carpenteria navale, no, che avete nella nostra regione, forse non è da riempire ragazze, però guardate che le fabbriche metalmeccaniche sono sempre più dei posti dove si gioca al Lego. Ho visto camere di Leonardo dove fanno gli F-35, ma un posto dove ci puoi mangiare per terra e dove i ragazzi sono tutti orientati ad una grande capacità da questo punto di vista. Seconda cosa, chi mi conosce lo sa già, adesso la dirò anche in maniera provocatoria, tanto è venerdì sera, quindi poi possiamo pensarci il weekend, noi dobbiamo dare ad ogni ragazzo il diritto ad avere l'apprendistato duale, che è una cosa che pochi sappiamo e pochi conosciamo, di competenza forte regionali. A quanti ragazzi diamo il diritto ad avere un apprendistato duale, cioè a concludere, sia che io faccia il panettiere o l'ingegnere aerospaziale, mestieri bellissimi, dignitosissimi, di poter concludere con un contratto di lavoro, non con il tirocinio o dell'amico, dello mio zio mi ha trovato un posto da questo punto di vista. Io vorrei fare uno sciopero sindacale, non sulla legge di bilancio, non sulla riforma delle pensioni, per l'amor di Dio, ma per dare ad ogni ragazzo, guardo al contratto nazionale, non sto predicando CGIL e CISOIL, cosa fanno i meccanici nel prossimo rinnovo contrattuale per dare questa cosa, per potenziare le imprese, e terza pillola, un grande piano che affronta il tema dei NEET, perché noi abbiamo scarsità di competenze dei giovani nel momento in cui abbiamo, quanti sono, 3 milioni e mezzo ormai, poi sappiamo che c'è tutto il tema territoriale, il sud ovviamente, ma abbiamo i giovani non solo che scappano all'estero, ma che sono sui nostri divani o fanno lavoretti da questo punto di vista. La seconda cosa, ne dico altre 2 e poi chiudo, ci sono però quelli che già lavorano. Allora, molti giovani si inseriscono nel mercato del lavoro e hanno contratti di lavoro a termine. Guardate, ve lo garantisco, io che frequento i marciapiedi di Roma, state tranquilli che dopo le questioni sui voucher, di cui non discuto qui ma vedremo diversamente, a gennaio si tornerà a discutere delle regole per regolare per legge i contratti a termine. Allora, le affrontiamo con la logica del passato, su quanto siamo più duri, più rigidi, più flessibili sul decreto dignità o sul pacchetto 3, oppure cominciamo a dire che se tu mi assumi per 2 mesi come ragazzo, da qui a fine anno, perché c'è la campagna dei panettoni da fare, quindi per 2 mesi mi paghi, punto e basta. Ma tutti i contratti da 6 mesi in avanti dobbiamo mettere dei paletti nuovi. Diritto alla formazione per i tempi determinato, che non ne hanno mai. E io dico, qui c'è una chiave sindacale, far sì che nei fondi interprofessionali si riservino quote per la formazione per i tempi determinato, ma mi chiedo se il prossimo FSE, che fanno tutte le regioni, la vostra è un FSE molto importante, non possa fare qualcosa da questo punto di vista, perché oggi è l'occupabilità che tu devi finanziare e perseguire, cioè nemmeno se divento io ministro del lavoro posso garantire che tutti i ragazzi che sono a tempo determinato vengono assunti da quell'azienda. Qual è il problema? La grande trappola di quelli che continuano a fare a tempo determinato perché non imparano e non crescono professionalmente da questo punto di vista. Seconda cosa, tracciare e certificare le competenze, che sembra essere una battaglia culturalmente difficile in questo paese, perché c'è molta ancora imprenditoria che dice ma come? E poi devo pagarli, Oppure mi vanno dal concorrente, Però ragazzi, l'ha detto giustamente, chiaramente il responsabile della Regione Veneto. Oggi le figure più in crisi sono i capi del personale, perché hanno perso le leve storiche di decenni di mestiere nel poter attrarre e trattenere un giovane competente nel mercato del lavoro. E quindi il tema di certificare le competenze e di tracciarle è molto forte. La legge di bilancio ha un'altra volta, per l'ennesima volta, messo bonus
per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, non sono caldo su questo tema, penso che sia un grande spreco. Scommettiamo, io metterei dei bonus, scommettendo sulla capacità formativa dell'impresa certificata, perché siccome oggi l'impresa che cerca un elettricista, una volta andava dal capo della manutenzione e dice guarda, trovano, che sia fidato, che sia disponibile a lavorare sabato, oggi invece gli elettricisti hanno i patentini e se tu hai un elettricista che non ha ancora il patentino, non devi aspettare che sia l'ANPAL a potertelo dare. Scommettiamo sulla capacità formativa dell'impresa per dire assumo un disoccupato e io gli faccio la formazione che manca, non aspetto che sia lo Stato a farla. Ultimo tema, ovviamente in casa sindacale, perché questa cosa non si rivolge alle istituzioni pubbliche, c'è una questione salariale in questo Paese, c'è un tema salariale forte che va interpretato, che viene accelerato e sta diventando scottante con l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto, però c'è un tema di pagare di più i giovani. Io ho fatto decine di accordi con i famosi contratti anni 90 inizio del 2000, cioè i contratti di ingresso in cui per buttare dentro un po' di giovani gli tagliavamo il premio di produzione di quell'azienda, cose di questo tipo. Non serve più a nulla quella politica, perché oggi bisogna fare delle altre cose. Vi faccio questo esempio. Ho provato a un paio di capi del personale che continuavano a lamentarsi con me di dire ma i giovani non li troviamo, eccetera. Senti, fai una cosa, che tu quando li assumi prova a mettergli di fianco un tesoretto di 3.000 euro che possono spenderci nei 24 mesi successivi in welfare e in formazione. Tutti e due mi hanno detto ci pensiamo, che mi pare già una bella apertura, non abbiamo ancora fatto l'accordo, ma vi dà il senso di come pur in un paese che ha nella competitività delle cose molto complicate, cioè qui dobbiamo investire sulla crescita del paese e certamente ci vuole un piano sull'automotive che Federmeccanica e Finfiume hanno chiesto, ci vorrebbe che, ne abbiamo parlato l'altro giorno al Centro Studi di Firenze, Breton, oltre che criticare, mettesse una sorta di Just Transition Fund per l'automotive che rischia di perdere 70.000 posti di lavoro. Ma il tema non è solamente le tecnologie, le capacità e gli investimenti, perché oggi il principale investimento su cui questo paese rischia di retrocedere nelle classifiche è appunto il fatto di non saper orientare e promuovere il buon lavoro che i giovani possono fare. Grazie. Grazie al segretario della FIM e ora le conclusioni al nostro segretario nazionale Giulio Romani. Bene, io intanto ascoltavo Roberto, che noi ci conosciamo bene ormai, e dicevo adesso tu puoi parlare Roberto, ma io che dico? Esatto, ma prima ancora a Bali ho fatto un gran tour, ho fatto il G20 e poi il congresso mondiale. Però insomma dico, adesso mi tocca dire. Proviamo a dire qualcosa. Intanto voglio dire una cosa, è vero, si parla sempre di più di transizione. La comincio con un ossimoro, la transizione è permanente. Non sarà più, cioè quello che noi chiamiamo transizione, col cavolo che è una transizione. Cambieranno i meccanismi, ci sarà un'evoluzione, sarà una transizione in continua evoluzione, ma la transizione è permanente perché l'accelerazione che noi stiamo conoscendo nei cambiamenti non è uno scatto, è una nuova velocità del cambiamento, non è uno scatto, non è lo spunto iniziale che abbiamo conosciuto in altre transizioni per la rivoluzione industriale in poi. Questo è importante, questa considerazione è importante, intanto perché dobbiamo forse nel tempo adeguare il linguaggio e smettere di chiamarla transizione, perché chiamarla transizione ci dà la sensazione che sia di passaggio e invece non lo è. E anche il linguaggio ha la sua importanza. E poi perché se la transizione è permanente, e cioè se questo modello di innovazione continua è il modello del presente ma è anche il modello del futuro, è ciò che ci attende, ciò che attende i giovani, noi non possiamo pensare di dare risposte ad un fenomeno di evoluzione, di cambiamento veloce, rapido, permanente, con un'idea di impianti strutturali che appartengono ad un modello in cui si cominciava con uno scatto e poi ci si stabilizzava nei 30 anni successivi facendo sempre la stessa cosa.
perché se no sbagliamo il modello, semplicemente, e siamo costretti continuamente a inseguirlo. E quindi siamo in costante ritardo. Questo lo dico perché secondo me la prima questione è questa, e allora se la prima questione è questa, per esempio, non può non essere permanente non la formazione, la scuola. Cioè è la scuola che deve essere permanente, non la formazione. Mi spiego meglio. Noi per formazione, noi siamo abituati culturalmente, sempre perché le parole hanno, il linguaggio ha un senso, no? Poi ci abitua a considerare le cose in un certo modo. Siamo abituati ad avere un primo periodo della nostra vita che è quello della scuola e un periodo successivo della nostra vita che è quello del lavoro, all'interno del quale, se ci va bene, abbiamo anche un po' di formazione. Nel primo periodo della nostra vita facciamo solo la scuola, nel secondo periodo della nostra vita facciamo solo il lavoro, nel terzo, chi ci riesce, la pensione, facciamo solo il lavoro e la formazione entra a far parte del lavoro, per i più fortunati un po' di più, per i meno fortunati un po' di meno, ma entra a far parte del lavoro. Io credo che se noi vogliamo stare dentro una transizione permanente dobbiamo essere dentro un'educazione scolastica permanente, cioè non basta avere quel po' di formazione che le aziende più illuminate o che le strutture bilaterali riescono ad erogare o che i fondi europei riescono a incentivare, non basta quello, ma serve avere un costante aggiornamento dei lavoratori in quanto non solo come lavoratori di quell'impresa o di quel settore, ma dei lavoratori in quanto cittadini capaci di adeguarsi al cambiamento costante e ad essere costantemente dentro un mercato del lavoro che cambierà non in relazione soltanto agli investimenti e alle dimensioni delle imprese, ma cambierà in relazione al cambiamento costante del lavoro, del tipo di lavoro, della tipologia di lavoro e non soltanto del come si svolge il lavoro di prima. Roberto cita l'automotive giustamente perché è uno dei grandi driver dell'occupazione, dell'industria, del mercato mondiale. Non possiamo escludere che l'automobile nel tempo faccia la fine delle carrozze, che cambi il modo che cambi la mobilità, che cambi l'idea di mobilità e che quindi il tema dell'automotive diventi come oggi è il tema delle carrozze, serve per portare i turisti in giro per le città in modo romantico. Questo non sarà domattina, ma noi dobbiamo metterlo in conto. Noi dobbiamo mettere in conto che le catene di montaggio, quella manifattura come noi la conosciamo, cambia con le stampanti 3D. Dobbiamo mettere in campo che l'idea di delocalizzazione che noi conosciamo, che è lo spostamento di uno stabilimento industriale altrove, cambia semplicemente perché se anziché esserci la catena di montaggio c'è la stampante 3D non c'è bisogno di delocalizzare lo stabilimento, così si risparmia anche sulla logistica e sui trasporti, basta delocalizzare il lavoro. Quindi dobbiamo entrare dentro un'ottica in cui il cambiamento è costante, veloce, rapido e noi dobbiamo essere capaci di governarlo senza perdere il riferimento a ciò a cui il lavoro serve. Io lo cito ossessivamente da quando faccio il sindacalista, lo faccio per quello, da quando faccio il sindacalista, quindi molti di voi me l'hanno già sentito citare perché, ripeto, è un'ossessione, ma il lavoro non serve soltanto alla produzione economica, nella nostra Costituzione il lavoro serve alla crescita spirituale della società. E quindi tutto può essere meno che una merce che si scambia e che si delocalizza, perché delocalizzi la tua crescita spirituale nel momento in cui delocalizzi il lavoro. Il lavoro è ciò che ci tiene insieme come comunità e questo è, diciamo, un bene inalienabile, non può essere sottoposto ad alienazione per una mera convenienza. Allora, su questo bisogna fare qualche ragionamento, visto che siamo nel nostro paese, qui dentro, per provare a capire di che cosa ha bisogno il lavoro, di che cosa hanno bisogno in prospettiva i giovani, che poi anche qui, insomma, siamo stati tutti giovani, abbiamo vissuto tutte epoche in cui, ripeto, oggi sicuramente il cambiamento è molto più veloce, ma è molto più veloce paradossalmente
ne risentono di più i vecchi della velocità del cambiamento, perché sapete che a una certa età le giunture non ti consentono di correre come quando eri un ragazzo, e in realtà uno che cerca lavoro a 50 anni oggi è in grande difficoltà con il cambiamento veloce del lavoro che c'è stato e che continua ad esserci. Siamo stati tutti giovani, è vero, sono d'accordo quando dice ho avuto un momento di stress, no, post, perché tutti abbiamo vissuto dei momenti, delle transizioni, delle difficoltà di adattamento che cambiano, ma che ognuno ha vissuto nella sua vita come intense, mettiamola così. Quindi oggi l'intensità con cui i giovani vivono, magari è diversa l'intensità reale, ma l'intensità percepita è probabilmente non dissimile da quella che vivevamo noi o che vivevano i nostri genitori. Il tema è, e quindi anche qui questa ossessione nel dire no, bisogna per i giovani, no, dobbiamo farlo per il nostro paese, se vogliamo lavorare per il nostro paese allora lavoriamo anche per i giovani, se lavoriamo per il nostro paese, perché un paese non può, qui non vado, il tempo è tiranno, ma sulla demografia, sul ricambio generazionale, sull'immigrazione, ci sarebbero 10.000 cose da dire. Dico soltanto una cosa così, proprio un'inezia. Nell'anno 2000 da questo paese emigravano 34.000 persone all'anno e ne rientravano 65.000. Il saldo era attivo. Nel 2019 ne sono emigrate 127.000 e ne sono rientrate 52.000. E non erano 127.000 cervelli, erano 127.000 anche braccia, non solo cervelli. C'era un po' di tutto, per quello che diceva prima Roberto, su ciò che noi offriamo e ciò che e ciò che si trova. E su quanto siamo attrattivi, su quanto siamo capaci di fare saldo positivo o negativo. Dobbiamo pensarci su sta cosa. Dobbiamo pensare al fatto che l'età media di un italiano è 44 anni, 44 e qualcosa, 44,5 anni, l'età media di un pakistano è 23 anni. Per non parlare dell'Africa, 19 anni di età media. Dobbiamo pensarci, perché quando affrontiamo i temi della demografia non possiamo pensare soltanto ed è opportuno farlo, a come si aumenta la demografia nel nostro paese, a come si incentiva, si incrementa il fenomeno demografico nel nostro paese. Non possiamo pensare solo a quello, perché poi quando Isabella ci mostra le tabelle, vediamo le piattaforme commerciali, vediamo gli scambi, vediamo come si muove l'industria, vediamo che il fenomeno è mondiale. Non stiamo lì da soli, Non stiamo lì da soli. Non stiamo lì da soli. Allora, questa cosa, o stiamo insieme agli altri su tutto, o stiamo da soli su tutto, ma la vedo dura stare da soli su tutto. Allora, su questa cosa qua, qualche riflessione noi la dobbiamo fare su cosa sono i giovani per il nostro paese, cioè quali sono i giovani per il nostro paese. E poi un'ultima cosa, una riflessione, mi è stato raccomandato di essere entro le 14:15 e ci starò, faccio uno sforzo bestiale. Una riflessione va fatta e qui mi collego anche a quello che è stato detto su un paio di cose, la casa, gli incentivi alle assunzioni, eccetera, eccetera, sul tipo di prospettive di lavoro, di struttura che nel nostro paese stiamo creando, stiamo incentivando o stiamo disincentivando. Allora, io dico una cosa che è molto poco da sindacalista, ma mi perdonerete visto che è stato detto che vengo dall'altra parte del mondo. Sono rientrato a Melbourne ieri alle 17:30, per me ora sono le 3 del mattino, quindi se straparlo è perché sono in un dormiveglia un po' angosciato. Io credo che il lavoro, così come il salario, mio malgrado, non siano variabili, e anche così come tutto il resto delle condizioni del lavoro, non siano variabili indipendenti. Che ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo fare i conti con la nostra capacità di generarlo, il lavoro, e di generare all'interno del lavoro di qualità, all'interno del quale sia possibile avere buoni salari, buoni diritti, perché la pretesa
che anche viene dalla nostra Costituzione, è corretta, ma poi deve essere realizzabile, come tutte le cose. Altrimenti restiamo nel mondo del desiderato. Allora, questo è un paese che negli ultimi 20 anni non ha fatto produttività, o quantomeno ne ha fatta molta meno del resto d'Europa, che non è la parte del mondo dove se ne è fatta di più. Questo è un paese dove dalla crisi finanziaria in poi, quindi 2009-2019, nel mondo, nelle prime 43 economie mondiali, solo 2 paesi hanno avuto una performance negativa sul PIL, uno dei 2 è l'Italia, l'altro è la Grecia. Meno 3,5 l'Italia, meno 25,5 la Grecia, più 96% la Cina nello stesso periodo. Questo è un paese dove, fatta 100 la produttività del paese nel 2000, aveva una produttività 104 nel 2019, quindi aveva fatto 4 punti di produttività, fatta 100 la produttività del 2000, la Spagna, quindi no la Cina, ne aveva fatti 17, era 117, la Francia era 119, la Germania 120. Ma questo è un paese, lo dico, perché poi c'è un paradosso, c'è un grande paradosso, in cui se noi scomponiamo le imprese, il mondo del privato, le imprese, per dimensione di impresa, scopriamo che quei dati sulla produttività si ribaltano per tutte le imprese da 10 dipendenti in poi, fino a 250, dove siamo più produttivi, ma largamente più produttivi, di Germania, di Francia e di Spagna, si equivalgono a Germania, Francia e Spagna oltre 250, cioè sulle grandi aziende, e sono drammaticamente più bassi, 22 punti di produttività in meno nelle aziende al di sotto dei 10 dipendenti, cioè su quelle che non investono in occupazione, perché di questo stiamo parlando, di quelle che non investono sui giovani, perché se stanno al di sotto dei 10 dipendenti evidentemente non c'è un grande investimento sulla nuova occupazione. Drammaticamente più basse in quelle imprese che però costituiscono il 95% del nostro tessuto produttivo, che occupano il 45% dei dipendenti italiani, mentre in Germania costituiscono, pur più produttive delle nostre, l'82% del tessuto produttivo e occupano il 19% dei dipendenti tedeschi. Quindi con un gap di produttività che è tutto nella mancanza di investimenti e nella mancanza di capacità di crescita delle imprese. Ebbene, quando poi facciamo i competence center o i Digital Innovation Hub e per assecondare il modello italiano li affianchiamo con i punti di impresa digitale, frazioniamo l'investimento in 4.0, lo frazioniamo in 339 punti quando in Germania ce ne sono 33, dove abbiamo 3,8 persone per punto mentre la media europea è 41. Evidentemente per assecondare un modello che è quello sbagliato, qualche problema ce lo creiamo da soli. Noi siamo i primatisti dei progetti al di sotto dei 50.000 euro e siamo ultimi per i progetti al di sopra dei 500.000 nell'innovazione digitale. Siamo quelli che fanno il maggior, che si rivolgono di più all'area del commercio e meno all'information communication technology, cioè investiamo sul settore in recessione e non investiamo in quello in grande spinta innovativa. Guardate che è per questo che poi non si riescono a fare grandi salari, grandi diritti e grande sviluppo dell'occupazione. Cioè, perché non è che si fabbrica da sola l'occupazione, non è che posso trovare il lavoro di Stato, cioè obbligo qualcuno ad assumere. E gli incentivi, fatti come vengono fatti, guardate, ancora è una bozza, quindi non critico la legge di bilancio che ancora non c'è. Anzi, mi permetto di suggerire 2 cose. Uno, che se gli incentivi non sono selettivi, cioè se gli incentivi alla nuova occupazione non sono la premessa per un incremento occupazionale,
servono soltanto a aumentare la marginalità sul turnover. Perché io, uno mi va in pensione, mezzo ne assumo, mezzo, lo pago di meno di quello che è andato in pensione e per di più c'ho pure l'incentivo per assumerlo. Se l'incentivo non serve a farmi decollare da quella dimensione microscopica dell'impresa al di sotto dei 10 dipendenti, ma guardate che non serve, serve soltanto ad aumentare le marginalità dell'impresa. Oh, con tutto rispetto, io non sono contro la marginalità d'impresa, però non è quella l'emergenza. L'emergenza non è la povertà degli imprenditori in questo momento nel nostro paese, no? Ecco. Poi aggiungo una cosa che non c'entra, ma la dico così, forse c'entra, perché anzi per i giovani c'entra sicuramente. Se noi continuiamo a utilizzare i contributi previdenziali per fare incentivi, facciamo una porcheria gigantesca. Io non sono contro gli incentivi. Guardate, io personalmente, qui ho diversi colleghi che stavano con me in federazione bancari quando io facevo il segretario della federazione bancari, io personalmente sono quello che ha ideato una sera a cena con il mio amico Gallo su un tovagliolo di Trimani a Roma, scritta su il fondo per l'occupazione del settore bancario, con una giornata di solidarietà di tutti i bancari, eccetera, eccetera. Personalmente non sono contro gli incentivi all'occupazione, ci mancherebbe altro, ma non facciamo confusione. Noi stiamo facendo credere che la previdenza possa essere socializzata, che è il contrario di quello che abbiamo detto quando siamo passati dal retributivo a contributivo. Oggi noi invece che socializzare le rendite come era con il retributivo, socializziamo la contribuzione. Ma facciamo una cavolata enorme. Perché se noi socializziamo le pensioni, poi le pensioni saranno sociali. Nel tempo saranno pensioni sociali. B, perché con i soldi di chi... Cioè, se io faccio un'operazione di questo tipo, pensateci, siccome è in proporzione al reddito, lo Stato si sostituisce al lavoratore o all'impresa che è sostituto rispetto al lavoratore nella pezzo di contribuzione dell'impresa, si sostituisce in misura quanto mai più alta, quanto più alta è la retribuzione, e quanto mai più bassa, quanto più bassa è la retribuzione. Cioè lo Stato, con i soldi pubblici, favorisce, dando più soldi a favore, contributi figurativi, a favore dei pensionati più ricchi e dandone di meno a favore dei pensionati più poveri. Che è un'operazione socialmente al contrario. Dobbiamo dare degli incentivi alle aziende per crescere che siano selettivi e che siano fatti in modo tale che le aziende crescano attraverso quegli incentivi, ma i contributi lasciamoli stare, che servono a fare le pensioni. E allora come si potrebbe fare? E la chiudo perché siamo arrivati, anch'io avrei mille altre cose da dire, però noi stiamo per proporre un testo di legge popolare sulla partecipazione, la democrazia economica e la responsabilità sociale, o meglio, la sostenibilità sociale. In Europa è in corso un dibattito su una direttiva sulla due diligence aziendale. In Germania c'è già la legge sulla due diligence che ha anticipato la direttiva europea. Qui si tratta di cominciare ad avere sistemi fiscali che premino le imprese che operano nell'interesse sociale, non dimenticandosi che l'articolo 41, quello che sancisce la libertà di impresa, ha 3 commi. Il primo sancisce la libertà, il secondo stabilisce che la libertà non deve confliggere con l'interesse collettivo e non deve confliggere soprattutto con la libertà, la dignità, la sicurezza della persona, dell'essere umano. Il terzo, che la legge deve disciplinare i primi 2, fare in modo che i primi 2 convivano. Ecco, occorre un sistema fiscale che valuti le imprese sulla loro sostenibilità sociale e sulla loro sostenibilità sociale le premi o le disincentivi.
E allora ragioniamo su quanta formazione fanno, ragioniamo su che contratti applicano, ragioniamo su quali prospettive, mi piace l'idea che diceva prima Roberto, danno ai lavoratori nel momento in cui fanno il loro ingresso, ragioniamo sui sistemi di partecipazione all'interno delle imprese, organizzativi, gestionali, finanziari, ragioniamo sulla capacità di quelle imprese di creare innovazione, di investire in innovazione, in formazione, in modo tale che se anche qualcosa va male rilasciano dipendenti competenti sul mercato del lavoro e non croste da rieducare, scusate se la dico in modo un po' volgare, a carico del pubblico, perché la logica dovrebbe essere che più costa alla collettività più paga, chi meno costa meno paga. La logica dovrebbe essere quella, e allora occorre un sistema di due diligence, occorre un'agenzia. Guardate, questa, siccome vengo prima di Melbourne, dove c'era il congresso internazionale del sindacato internazionale, sono stato, ho detto, al G20 a Bali, questo fa parte delle conclusioni del G20 di Bali. Occorre un'agenzia internazionale sulla sostenibilità sociale delle imprese e occorre dare le pagelle di sostenibilità alle imprese. Altro che codici etici autoimpartiti. Occorre dare le pagelle di sostenibilità e su quello reggere il sistema fiscale sulle imprese e il sistema degli incentivi e dei disincentivi. Allora forse riusciamo a fare investimenti che riguardano i giovani e che riguardano però non soltanto i giovani ma tutto il mercato del lavoro, compreso quello di chi lo perde ad un'età in cui giovane non lo è più e di difficoltà ne ha ancora di più. Grazie Giulio, ci vediamo tutti allo stand perché ci sono i ragazzi dello IAL. Prego. Bene, grazie a tutti i relatori, è stata un'ora e mezza molto densa, penso, di concetti e di riflessioni. Vi invitiamo tutti allo stand dove ci sono i ragazzi dello IAL Emilia Romagna che ci intratterranno anche con un piccolo buffet. Prima di andare via io vorrei lasciare un ricordo ai nostri due ospiti esterni, quindi il dottor Romano e al professor Sabella, poi a Giulio, Nora e Roberto ci pensiamo dopo. Un ricordo della presenza con la CISL Job Orienta. E grazie ancora a tutti per la presenza e per l'attenzione che non era scontata visto l'orario impervio. Ci vediamo allo stand per i prossimi appuntamenti.